Maxi operazione antimafia nel Nisseno. I carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di oltre 50 presunti affiliati al clan San Filippo di Mazzarino, riconducibile alla Sidra di Gela. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP di Caltanissetta su richiesta della DDA. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, traffico di stupefacenti, detenzioni di armi, reati aggravati dal metodo mafioso. Nell'ambito delle indagini, gli inquirenti hanno anche fatto luce su 2 omicidi con il metodo della lupara bianca avvenuti nell'84 e nel 91. L'operazione, denominata in codice Chimera, scaturisce da un'indagine condotta tra il 2017 e il 2021 ai Carabinieri di Gela e è stata avviata sulla base di elementi forniti dal Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari. La retata è numericamente quella più consistente condotta dall'Arma dei Carabinieri nell'ultimo decennio in provincia di Caltanissetta e ha consentito di disarticolare la famiglia mafiosa di Mazzarino. L'attività investigativa ha consentito di ricostruire l'articolato quadro dei settori economici interessati dalle attività criminali del clan, dal traffico di sostanze stupefacenti alla percezione di contributi pubblici per l'agricoltura ottenuti attraverso false dichiarazioni. In tale contesto è emersa anche l'attività estortiva ai danni di numerosi imprenditori e commercianti di Mazzarino, costretti a corrispondere cospicue somme di denaro per il sostentamento dei detenuti e fornire gratuitamente beni e servizi ai membri del clan ed effettuare assunzioni fittizie ad affiliati. I carabinieri di Caltanissetta hanno anche fatto luce su 2 vecchi omicidi. Si tratta di Benedetto Bonaffini, 22 anni, e faceva l'operaio edile. Gli investigatori sospettavano appartenesse a un gruppo criminale mafioso della zona. Nell'84 sparì e di lui non si è saputo più nulla. E di Luigi Labella, 28 anni, come Bonaffini, originario del paese di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, era sospettato di appartenere a un altro gruppo mafioso rivale, per il quale custodiva le armi. Anche lui sparì nel nulla. Oggi, a distanza di decenni, questi 2 casi di lupara bianca hanno una spiegazione che riconduce i 2 omicidi alla terribile guerra tra Sidra e Cosa Nostra, che tra gli anni 80 e 90 lasciò una scia di decine di morti ammazzati tra le province di Caltanissetta e di Ragusa.